Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto e ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione live. Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Porcia. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella una moto, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato a terra, sbalzato per circa 2 metri. Apparentemente nessun altro mezzo è coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica che hanno preso in carica l'uomo per poi trasportarlo in codice giallo all'ospedale di Pordenone dove si trova ricoverato per fortuna fuori pericolo di vita. Un 33enne è rimasto coinvolto in un sinistro che si è verificato lungo via Vittorio Veneto a Povoletto. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di una vettura senza coinvolgimento di altri mezzi in transito. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario e a bordo dell'ambulanza è stata trasferita in codice giallo stabile all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato. La Varsila ha detto di no alla mediazione proposta dalle istituzioni su cui si era trovata la convergenza di tutte le altre parti e dunque salta il possibile accordo sulla proroga degli ammortizzatori sociali. A questo punto è presumibile che la multinazionale finlandese decida di aprire la procedura prevista dalla legge 234 che si concluderebbe con il licenziamento di 300 unità circa tra 8 mesi. Intanto a queste andranno versati gli stipendi integralmente. Il 2022, secondo l'Istat, conferma la crescita degli agriturismi del Friuli Venezia Giulia. Infatti il loro numero è passato da 703 del 2021 agli attuali 711 con un più 1,1%. Complessivamente le nuove aperture sono state 28, mentre le cessazioni 20 con un saldo positivo di 8 unità. L'ospitalità agrituristica regionale offre 65.800 posti a sedere e quasi 12.000 posti letto, collocando il Friuli Venezia Giulia al sesto posto tra le regioni italiane per densità di strutture, con 9 aziende ogni 100 km quadri. Tra i 20 comuni italiani scelti dall'Istat come polo agrituristico regionale, sulla base di 6 diversi indicatori, Cividale del Friuli si colloca al terzo posto. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.